Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. È stato sospeso, almeno per il momento, il blocco degli autotrasportatori, un blocco di 5 giorni che sarebbe partito lunedì. A Mestre si è appena conclusa l'assemblea pubblica interregionale di varie sigle di associazioni di categoria del trasporto privato. Noi ci colleghiamo subito con il trasporto merci, naturalmente. Noi ci colleghiamo immediatamente con Edi Kaliman, che vedo già in compagnia di un ospite. Buongiorno Edi. Esatto Filippo, buongiorno a te e ai telespettatori, insieme a Mauro Varotto, presidente del trasporto merci, insomma, di Confartigianato, e qui per l'assemblea interregionale. Oggi insomma avete parlato di quanto è stato discusso ieri sera e il relativo Consiglio dei Ministri, che ha portato di fatto alla vostra decisione di sospendere insomma il blocco previsto proprio per lunedì e che avrebbe bloccato l'Italia per 5 giorni. Cosa ne pensate? 300 milioni quelli stanziati basteranno? Allora, non so se i 300 milioni basteranno, quelli sono i soldi che abbiamo richiesto, noi abbiamo domandato 500 milioni, però comunque c'è stata una trattativa sui 300 milioni. Ricordo che è stato sospeso, però quei sono soldi che erano già nostri, che ci devono essere dati, quindi è un passo in avanti del governo. Noi aspettiamo il regolamento che venga applicato, perché anche l'ultima volta quei 100 milioni poi il regolamento non è stato applicato, quindi è stato sospeso, siamo in attesa e siamo fiduciosi. E poi sugli altri punti speriamo che anche da là venga fuori un regolamento sul credito d'imposta entro 30 giorni invece che 60 giorni, e poi per una diluzione dei pagamenti sulle tasse, perché tante aziende hanno problemi di liquidità per questo motivo. Quindi dall'assemblea di oggi, nonostante appunto l'intesa, se si può chiamare così, di ieri sera, cosa è emerso dalle varie sigle insomma, che erano qui rappresentate da voi? Dalle varie sigle è emerso che abbiamo accettato, abbiamo portato a casa, però sull'assemblea i trasportatori non sono fiduciosi, perché sono abituati che hanno tante promesse e poi quando è il momento di applicare ci mette tempo, è molto delicato. Ci è stato detto che in 5-6 giorni verranno fuori il regolamento e speriamo questa volta il governo sia sollerte su questo, perché comunque sono sfiduciati, però hanno accettato per un senso civico, non si sono fermati e mi sembra una cosa giusta. E ricordo che è una sospensione, non è una revoca, quindi siamo con le antenne alte su quello che succede. E il taglio delle accise è stato prorogato fino al 6 giugno, da qui al 6 giugno quindi diciamo siete coperti, poi dal 6 giugno cosa vi aspettate? No, allora il taglio delle accise volevo ricordare che non riguarda noi, perché su quello è una cosa che riguarda tutto il popolo italiano che ci sta, perché il gasolio è alto, però a noi ci costa il doppio, perché nel momento che c'è il taglio delle accise e non abbiamo la nostra accisa che strutturalmente ci è dovuta, perché sui nostri contratti e tutto il resto è il doppio come costo, quindi io spero che questo taglio di accise finisca e che si possa andare avanti. Soprattutto prima sentivamo anche in assemblea il vero nodo è che finiscano le guerre, perché chiaramente è quello che sta portando difficoltà maggiore a tutto il comparto, non solo appunto dei trasporti ma proprio automobilistico in generale. Allora, e su questo volevo ricordare che le guerre finiscono, che il lavoro c'è e che non si fermi, ma è una cosa che intendo dire, che tutta la speculazione che c'è dietro sulle materie prime, sulle alimentari e tutto il resto non è dovuto in gran parte all'autotrasporto e al trasporto. Il trasporto è una minima parte e questo ne ha inciso una minima parte. Tante volte usano la leva dell'autotrasporto per una speculazione sulle altre cose, questo lo volevo mettere in chiaro. L'Unione Europea secondo lei, secondo voi sta facendo abbastanza? L'Unione Europea è sempre in attesa, sta controllando, sta vedendo, ci sono tutti i parametri da rispettare. Credo che in certi momenti di crisi i parametri devono non saltare o spostati, perché si può fare anche questo. Insomma, sospeso, non revocato il blocco, questo è il sentimento che c'è insomma dopo questa decisione da parte del governo e la riunione, l'incontro con le varie sigle, le varie associazioni degli autotrasportatori. Da Mestre per il momento è tutto. Filippo, se non hai domande a te la linea. Grazie a Edi Kaliman, grazie anche a Sandro Ponchio che ha curato la parte tecnica di questo collegamento in diretta da Mestre. Noi passiamo alla cronaca. Centinaia di video con contenuti pedopornografici, con bambini anche in tenerissima età. La polizia postale ha arrestato un 66enne residente nel Veneziano e un 49enne del Vicentino.
Un pensionato, un operaio e un insegnante di danza sono finiti nel mirino della polizia postale, che ha arrestato un veneziano di 66 anni residente in centro storico ai domiciliari e un vicentino di 49 residente in provincia di Vicenza nell'ambito dell'operazione Luce contro le tenebre, che ha smascherato una rete pedopornografica. Indagato un bresciano. Una indagine che è durata mesi, che ha impegnato i ragazzi della prima squadra del centro di Venezia e della sezione operativa di Vicenza e di Verona, impegnati per parecchi mesi. Questi mesi sono stati utilizzati per risalire alle tracce digitali di questi 3 soggetti che albergavano in ambienti, appunto, comunità di pedopornografi dedite allo scambio di materiale pedopornografico. 2 di questi 3 soggetti, ovviamente, una volta perquisiti, sono stati trovati un numero ingente, 500 file circa per ogni soggetto, di file pedopornografici di minori anche impegnati in atti sessuali di tenerissima età. L'attività investigativa del COSCA ha permesso di individuare i responsabili appartenenti ai diversi contesti sociali e professionali attraverso circuiti telematici dedicati allo scambio illecito di contenuti legati allo sfruttamento sessuale minorile, prendendo avvio dal monitoraggio della rete e dall'analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante la navigazione e le attività di condivisione online. Questo attraverso ovviamente anche la cooperazione internazionale, che ha condiviso delle informazioni relative alle connessioni. Noi siamo particolarmente abili, diciamo così, a risalire dalle connessioni ai soggetti. Durante le perquisizioni 2 degli indagati sono stati arrestati in flagranza di reato. Una di queste 2 stava, nel momento in cui è stata eseguita la perquisizione, appunto ancora scaricando il materiale, con altri soggetti presenti in rete. La persona residente a Brescia, invece, al momento della perquisizione non era in possesso di materiale illecito ed è stato denunciato. Sequestrati inoltre numerosi dispositivi informatici, computer, smartphone, supporti di archiviazione digitale e account telematici con centinaia di immagini e video pedopornografici. Sarà sottoposto ad approfondite analisi forensi da parte degli specialisti della Polizia Postale, al fine di verificare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte e identificare possibili reti di condivisione più ampie, sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale. Nel Padovano invece i parrocchiani e i genitori della comunità di San Lorenzo di Albignasego si sono riuniti davanti alla chiesa per un momento di confronto sul caso dell'ex professore accusato di abusi sessuali su minori. Ad intervenire anche Don Cesare, che ha confermato le sue dimissioni spiegando che a breve arriverà un nuovo parroco. Marta Zatta. Un momento di confronto e dialogo, quello che si è tenuto davanti alla chiesa di San Lorenzo di Albignasego, comunità profondamente colpita dal fatto che riguarda l'ex docente del Barbarigo, nonché animatore che ha frequentato proprio la parrocchia, Francesco Saviane, 37enne, accusato di abusi sessuali su diversi minori. I genitori della scuola d'infanzia, del centro d'infanzia San Lorenzo Carlo Oliviero, assieme ai parrocchiani, si sono ritrovati per parlare di quanto accaduto e per decidere anche su come muoversi su questa vicenda. Un momento di raccoglimento, di ascolto e anche di scambio di pensieri. Noi abbiamo anche intervistato un genitore che appunto frequenta il centro per l'infanzia. Ascoltiamo cosa ci ha detto. Prima di tutto vogliamo capire come mai una persona con questi trascorsi abbia avuto un ruolo all'interno della parrocchia a contatto con dei minori, con i nostri figli, con i ragazzi del Grest. Dopodiché c'è un nutrito gruppo di genitori del nido che è intenzionato, anzi che ha già richiesto che Don Cesare e Suor Anna vengano rimossi dai loro rispettivi ruoli, perché la fiducia ormai purtroppo non c'è più. Ci sono stati troppe revisioni sulle versioni ufficiali, troppi cambi di visione, c'è un forte malessere, c'è tanta preoccupazione, perché purtroppo anche le insegnanti poverine che in questa cosa si sono trovate a essere delle vittime esattamente come noi, loro malgrado ripercuotono sui bambini e questo malessere. Quindi noi genitori sappiamo
il fatto che comunque anche in classe, anche nelle aule la situazione non è per niente serena, e quindi si respira un po' questo, solo entrando dal cancello della parrocchia si respira quest'aria. Non prendiamo in considerazione il fatto di non portare i nostri figli, perlomeno i genitori della mia classe, perché non è questo quello che vogliamo. Noi non vogliamo avere paura di lasciare i nostri figli qua, noi vogliamo poter stare tranquilli e quindi vogliamo arrivare a quello, vogliamo arrivare a stare tranquilli. Ed ora parliamo dell'omicidio della pasticcera di Roncade Sandra Casagrande, avvenuto nel 1991, un cold case, come si dice in questi casi, un caso freddo riaperto dall'iscrizione nel registro degli indagati del 57enne Paolo Gorghetto. L'ipotesi è quella di un delitto d'impeto. Il 29 maggio gli accertamenti del RIS sulla prova chiave, il DNA. Lei ha detto che si difenderà. Sì, lei si difenderà, signora. Voglio cagare. Rientra velocemente in casa respingendo le domande dei cronisti. Paolo Gorghetto, il 57enne originario di San Cipriano di Roncade, iscritto dalla procura nel registro degli indagati per l'omicidio il 29 gennaio del 1991 della pasticcera Sandra Casagrande, accoltellata a morte nel suo negozio. A Cendon di Silea, zona Case Popolari, dove Gorghetto vive, lo stesso figlio non vuole saperne della vicenda che ha improvvisamente travolto il padre. Non ero neanche nato per questo evento qua, ho appena letto sull'articolo del giornale, io che cazzo vuoi che ne sappia? Tensione, arrivano polizia locale e carabinieri, poca voglia di parlare anche tra i vicini che si tengono alla larga da questa storia. È solo ciao, salve e arrivederci. Ma che lei sa che poi non dire 5 minuti? Sì, li ho visti, sì. Posso? Li ho visti qualche settimana fa. Procura e carabinieri d'altro canto ostentano sicurezza. È chiaro che oltre al DNA c'è dell'altro. Il 57enne sarà a breve risentito dai magistrati, di fronte ai quali 2 settimane fa ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere nominando un proprio legale, l'avvocata trevigiana Fabiana Ceschin. L'uomo, poco più che 20enne all'epoca del delitto, si professa innocente, ma per gli inquirenti dovrà essere in grado di spiegare come mai il suo sangue è stato trovato sulla scena dell'omicidio, in particolare su una tenda insieme a quello della vittima, uccisa con 22 coltellate. Per avere la certezza che il suo DNA coincida con quello estrapolato nel 2007 dall'Università di Padova dalle tracce biologiche prelevate alla pasticceria Due Torri, il prossimo 29 maggio scenderanno in campo gli specialisti del RIS, chiamati a confrontare i profili genetici disponibili. Quello di Gorghetto è stato nuovamente isolato attraverso il prelievo effettuato l'8 maggio, ma in banca dati nazionali già c'era per un reato commesso nel 2016. È da lì che è arrivata la segnalazione di un codice genetico compatibile, grazie al fatto che la procura sul caso Casagrande ha sempre continuato a lavorare, salvo incappare in un ostacolo imprevisto. Gorghetto infatti ha un fratello gemello, il DNA ritrovato a Roncade sarebbe potuto appartenere anche a lui. Gli inquirenti hanno dovuto quindi procedere a una verifica, appurando che il codice genetico non coincideva ed escludendo l'uomo dall'indagine. E sul caso della pasticcera di Roncade, Sandra Casagrande indagò anche l'ex procuratore di Treviso Antonio Fogliadelli. Quel delitto rimane una ferita aperta, ci ha detto la pista passionale, un pregiudizio fuorviante. Mentre per 35 anni si è cercato senza esito tra legami e conoscenze di Sandra Casagrande, la nuova ipotesi investigativa della Procura di Treviso, che ha indagato per omicidio l'aiuto cuoco 57enne Paolo Gorghetto, cambia del tutto la prospettiva. Il delitto della pasticcera di Roncade potrebbe essere stato compiuto d'impeto da un ragazzo giovanissimo che nulla aveva a che vedere con lei e che quella sera potrebbe aver perso la testa dopo un litigio. L'ex procuratore della Repubblica di Treviso, Antonio Fogliadelli, che nel 2007 riaprì l'inchiesta per poi chiuderla nuovamente nel 2009, commenta con interesse e sorpresa il rovesciamento di scenario. Che sembra affiorare proprio delle notizie di cui disponiamo, che non sia stato il delitto passionale o dovuto ad altri motivi, che costituì, purtroppo devo dirlo, che costituì allora, nella prima inchiesta e nella seconda, una sorta di pregiudizio investigativo, e tutti i pregiudizi, lo sappiamo, sono fuorvianti. Ora, questo caso invece capovolge la situazione e probabilmente prospetta una
una ipotesi che il delitto sia avvenuto quasi per caso, senza che ci siano particolari motivazioni alle spalle. Ipotesi che a Fojadelli fa tornare alla mente un caso di strangolamento di una donna a San Donà, risolto solamente perché il colpevole si confidò con un compagno di cella a Roma. Da ex inquirente, Fojadelli è cauto a tirare conclusioni. Il fatto che ci sia un indagato non significa ancora di avere un colpevole, naturalmente, un responsabile. Significa però che qualche cosa è accaduto di positivo e non posso fare altro, con la prudenza che ogni investigatore deve avere, che fare i miei auguri perché la Procura della Repubblica di Treviso risolva un caso che, diciamo la verità, aveva lasciato una ferita aperta. Un delitto irrisolto, un caso di efferata violenza come quello di Roncade che rimane impunito è una sconfitta dello Stato, continua l'ex procuratore, secondo cui probabilmente con le tecnologie di oggi il colpevole sarebbe stato individuato nel giro di poco, a patto però di rispettare quanto ripetuto per anni a uomini delle forze dell'ordine e giovani PM. Occorre che le indagini di carattere tecnico e la raccolta degli elementi di prova avvenga professionalmente con assoluta competenza e cura. Questo mi fa di capire che non sempre accade. Insomma. Non sempre accade, nel caso Garlasco non è accaduto. Torneremo ad occuparci dell'omicidio Casagrande con altri aggiornamenti in diretta. Adesso però ci spostiamo a Padova e parliamo dell'assistente capo coordinatore di polizia che è riuscito a salvare due anziani da un incendio che si era sviluppato nella loro abitazione nel Vicentino, perché per lui si prospetta una promozione. Ma vedo già in collegamento da Padova Francesco Ratai. Buongiorno Francesco. Buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, oggi un incontro in questura perché anche il questore di Padova, Marco Dorisio, ha voluto ringraziare e salutare l'agente che ieri ha salvato la vita con un gesto di estremo altruismo, ha salvato la vita a due anziani vicini, portandoli fuori dalla casa che era letteralmente in fiamme. Un gesto, ha ricordato il questore di Padova, tipico della polizia e con la gente ha voluto ringraziare anche tutti i caduti della Polizia di Stato, ricordando anche che oggi è il 22 maggio, giorno in cui c'è stata la strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone con gli uomini della sua scorta. Ecco, il questore ha ringraziato molto la gente, ha sottolineato che verrà proposta una promozione e anche un encomio per il suo valore. Ma sentiamo le parole del questore e della gente che ha salvato i due anziani. Si sta pensando anche a un riconoscimento al vostro agente? Sicuramente lo proporrò per il riconoscimento relativo a una progressione in carriera e anche perché gli venga così una proposta per la concessione anche di una onorificenza. Mi piace definirlo, il gesto da eroe silenzioso, ma non solo lui. Gli eroi silenziosi sono tutti quanti, tutti quei cittadini che quotidianamente si alzano, quindi col loro agire improntato alla legalità, al rispetto delle regole, alla solidarietà, all'altruismo, danno il loro contributo silenziosamente. Sono situazioni queste dove si ha poco tempo per così pensare e agire, sono frazioni di secondo, bisogna trovarci, sì. Quindi ho voluto ricordare, e anche così affiancare il gesto del collega Geremia anche una situazione analoga di soccorso pubblico il 4 settembre di 4 anni fa ad Anguillara, Domenico Giorgino, anche lui libero da servizio, si tuffò nel canale per salvare un concittadino in difficoltà, o anche il decennale quest'anno della scomparsa del sommozzatore del CNES di La Spezia, Sasà Sanarico. Era venuto anche lui qui volontariamente per partecipare alle ricerche del corpo di Isabella Noventa. Mi piace e voglio anche ricordare alla memoria Ivan Francescon, collega che non più di 2 anni fa, anche lui era in vacanza
a Jesolo e praticamente a causa di una mareggiata vide una bimba di 8 anni in difficoltà, erano dei turisti e non esitò appunto a lanciarsi nelle acque e a metterla in salvo. È stato proprio un attimo in cui mi sono girato e proprio dal balcone ho visto l'interno della mia camera da letto dove c'era la mia compagna che teneva in braccio mio figlio. E in quel momento lì, vedendo i suoi occhi e immaginando di essere il suo eroe anche solo per un istante, mi ha dato quella forza di riprovarci per ritornare dentro a prendere il bortolaso, perché sennò non sarebbe più uscito. Ho pensato di non rivedere più la mia famiglia in un breve istante, però appunto per quello, essendo appunto la mia famiglia a fianco di casa, ho pensato a salvare loro, quindi il mio intento era spegnere immediatamente il fuoco, salvare i 2 anziani e cercare di spegnere l'incendio. Conosceva i 2 anziani? Sì, assolutamente, sono 2 vicini molto cari, quindi hanno stretto molto il legame anche con mio figlio, come una sorta di nipotino acquisito, e quindi a maggior ragione, ma fossero stati anche degli estranei avrei reagito nella stessa identica maniera. Ecco, queste le parole dell'agente Geremia, che ha sottolineato poi come quando è tornato a casa il figlio gli è corso e gli ha legato le braccia al collo dicendogli: papà, tu sei il mio eroe. Queste le sue parole. Io, se non ci sono altre domande, ringraziando Federico Cibotto per l'assistenza tecnica, ti restituisco la linea, Filippo. Grazie a Francesco Ratai in collegamento in diretta da Padova. Noi adesso voltiamo pagina, andiamo a Monticello Conte 8 in provincia di Vicenza per raccontarvi la storia di un panificio storico che rischia la chiusura a seguito della decisione del comune di transennare l'area circostante per motivi di sicurezza, una scelta che rende di fatto impossibile il parcheggio dei clienti. Ne è nato un braccio di ferro tra chi vuole salvaguardare i negozi di vicinato e l'amministrazione comunale. Diamo subito la linea a Daniele Garbini, che vedo in compagnia di diversi ospiti. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo proprio nel cuore, il centro di Monticello Conte 8, come l'avvocato Cristian Penzin, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. E anche Cristina Zanin, consigliere comunale in consiglio comunale qui a Monticello Conte 8. Alle mie spalle quello che avevi già anticipato. Vive da 30 anni, comunque qui è almeno un centinaio che esiste un'attività. Non è solo un panificio, dentro ci sono anche degli ambienti, è diventato un po' un punto di riferimento per gli utenti, per i cittadini. Qui non è un grande centro storico, una grande città, per cui questi ambienti diventano anche un po' tuttofare. Ecco, il problema è proprio la messa in sicurezza. Questa è una strada provinciale, il comune ha deciso per evitare di creare intoppi lungo la circolazione, di fare una transenna proprio lungo il marciapiede, che vediamo comunque stretto. Infatti qui ci sono un po' argomenti che la commissione via in provincia sta valutando, infatti in attesa proprio di un parere. Non è vincolante, ma insomma prima di procedere sarà anche questo una tappa importante. Il problema è che i cittadini non erano informati, vero avvocato della famiglia e della proprietà? Ci spiega un po', mi riassume la situazione. Sì, è un procedimento amministrativo che è partito già da alcuni mesi, di cui però nulla era dato sapere né ai titolari del panificio né anche agli altri proprietari delle abitazioni che si sviluppano lungo questa strada, e per cui quasi per sbaglio è uscita la notizia che il comune stava pensando di fare questo. Quindi ci siamo subito attivati anche grazie alla Confcommercio e abbiamo avuto un primo confronto al comune, da cui è emerso che effettivamente il comune, all'insaputa degli interessati, si era mosso in questa direzione. Ecco, voi avete anche valutato eventuali alternative, insomma non c'è solo questo aspetto, giustamente va anche giustamente dato il peso importante, però ci possono essere alternative valide per affrontare. Sì, allora l'idea nostra è che il Comune abbia scelto una via molto veloce, rapida e anche economicamente molto sostenibile per risolvere un problema. L'aspetto è che la risoluzione di questo problema comporterà una
situazione molto più difficoltosa per gli utenti di accedere al panificio, quindi il rischio è quello di un calo importante di fatturati, di conseguenza di chiudere un'attività storica. Noi alcune soluzioni le abbiamo già prospettate, ne vediamo di altre e adesso, lanciando una petizione che ha già raccolto in una settimana ben 600 firme, siamo pronti a confrontarci col Comune per una soluzione che sia un po' più di ampio respiro e che dia una situazione di parcheggio per tutta questa via che non è dotata di questo tipo di servizi. Ecco, proprio ho fatto bene a precisare proprio in finale questa petizione, perché l'aspetto non diventa più localizzato ai soli proprietari, ai gestori del locale, ma diventa un problema proprio della comunità, del paese. Allora, consigliere, lei si è fatta interprete a dare voce anche a questi cittadini che ora si sono espressi attraverso la petizione. Ha presentato una mozione, qual è l'obiettivo in questo momento? Sì, in effetti abbiamo scelto insieme alla collega consigliera Erika Pegoraro lo strumento della mozione. Per quale ragione? Per impegnare sindaco e giunta ad affrontare questo problema in maniera più completa, in quanto riteniamo si debba perlomeno realizzare un tavolo di confronto e attorno a questo tavolo mettere chi? I titolari dell'attività commerciale, i rappresentanti delle categorie, quindi commercio, la polizia locale, tutti quei soggetti che dovranno operare congiuntamente per trovare una soluzione. Indubbiamente anche per noi, e mai lo negheremo, la sicurezza è una priorità per tutti e quindi necessità di trovare che cosa? Quella soluzione che consenta di tutelare, garantire a tutti i cittadini la sicurezza, perché qui c'è bisogno effettivamente di trovare una soluzione adeguata, ma che al contempo non comprometta, per non dire vanifichi completamente questa attività, non comprometta la prosecuzione delle attività. Le attività di vicinato, i negozi di vicinato garantiscono la sopravvivenza di un comune. Un paese vive se vivono le sue attività locali. E quindi bisogna dire, scusi, che noi abbiamo contattato anche il sindaco Gilberto Pezzin per avere anche un contraddittorio. Diamo conto della risposta al momento della sindaca di non volersi esprimersi in attesa del parere della provincia, però resta il fatto che le cose vanno avanti e voi come mi muoverete? Cioè, qual è l'ambito e il prossimo appuntamento a questo punto? Il prossimo appuntamento è il prossimo Consiglio Comunale per quanto ci riguarda e nel quale appunto affronteremo e verrà trattata appositamente la mozione e speriamo che ci sia una partecipazione attiva anche della cittadinanza, perché ognuno faccia sentire anche le proprie opinioni, come è giusto che sia, e che si valuti una soluzione che contemperi le diverse esigenze. Allora vi ringraziamo intanto. Grazie a voi. Seguiremo ovviamente la vicenda perché non è finita qui. Allora grazie anche all'avvocato. Grazie a voi, ecco, ribadiamo anche da parte nostra l'idea che 600 firme vogliono dire qualcosa e che anche non avere negozi di prossimità toglie valore agli immobili di quella zona, quindi è un discorso veramente ampio di interessi molteplici che possono essere realmente contemplati tutti assieme con soluzioni soddisfacenti per tutti. Intanto grazie, allora direi a questo punto che da Monticello Conteotto è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele Garbini. Noi riapriamo il caso della pasticcera di Roncade, Sandra Casagrande, uccisa nel 1991, la riapertura delle indagini di cui che abbiamo ripreso nei servizi d'apertura del nostro telegiornale. Ci colleghiamo in diretta con Quarto d'Altino, dove si trova per noi Christian Arboit, credo sia in casa di un nipote della signora, della vittima di Casagrande. Vedo che Christian è in collegamento, ma forse non ci sente. Christian, mi senti? Sì, Filippo, ti sento, sono qui con Gianni Fregonese, il nipote di Sandra Casagrande Vio, la donna barbaramente uccisa il 29 gennaio del 1991, un cold case che si è riaperto, come sapete, in questi giorni. Io ringrazio davvero Gianni Fregonese che ci ha aperto la porta di casa in giorni che sono molto difficili per lui. Le rubo pochissimo tempo, Fregonese, e le chiedo la sua reazione a caldo quando ha saputo di questa svolta investigativa. La contentezza era estrema, il pensiero era che la speranza di andare fino alla fine in modo positivo, perché si può riaprire il caso e non arrivare al risultato finale. Quindi lei dice adesso si vada fino in fondo, la giustizia proceda. Dopo 35 anni mi sembra dovrebbe essere giusto che vada fino in fondo. Questo in memoria di sua zia, ma anche per sua mamma Bianca, che oggi ha 102 anni e che per una vita si è... Esatto, soprattutto per quello, per poterglielo dire in un modo positivo,
perché andargli a dire che è aperta un'indagine non mi sta bene, e dirgli che dopo l'indagine è stato trovato l'omicida, secondo me lei sarà molto contenta. Ecco perché sua mamma è ancora lucida e fino a qualche anno fa scriveva anche al Presidente della Repubblica. Sì, lei ha fatto di tutto fino a qualche anno fa. Adesso la lucidità è diminuita, però quando ci pensa si ricorda tutto. E quindi lei vuole andare con notizie certe, non turbarle in questo momento, chiaramente. E senta, signor Fregonese, non ritorniamo su quei fatti, o perlomeno non entriamo nei dettagli. Sono stati anni di indagini, ricostruzioni, sospetti, insomma sono stati anni duri, immagino anche per voi come familiari. Però c'è un elemento che in queste ore sta ritornando, una scritta che era comparsa sulla porta di casa di sua zia. E sua zia si era confidata con lei. Cosa le aveva detto? Sì, allora, io un sabato sera, come tutte le altre volte, sono andato a bere il caffè là e lei mi ha detto: Gianni, vieni su che ti faccio vedere una cosa. Io sono salito nell'appartamento e sulla porta c'era la scritta "Ti voglio", non con la GL come correttamente dovrebbe essere stato scritto, però scritto in un modo ignorante con "Ti voglio", LIO, senza la G. Senza la G, e questo quindi potrebbe tradire, diciamo così. È un elemento che potrebbe servire. Sua zia era inquieta in quei giorni. Molto nervosa perché non era la prima volta che trovava le scritte. Però non mi ha detto cosa hanno scritto altre volte, però scrivevano lo stesso. Quindi c'erano state anche altre scritte? Altre scritte, sì, lei era un po' agitata per questa situazione. Senta, adesso si riapre il caso, voi chiedete alla giustizia di fare presto. Le chiedo chi era sua zia. Per lei era quasi una sorella, mi diceva poco fa. Di più di una sorella, cioè, c'era molta confidenza, c'era un bel rapporto. Potrei fare degli esempi che però va bene, dai, ne faccio uno. Lei aveva un appartamento a Treviso e mi diceva: Gianni, se vuoi le chiavi, guarda che te le do. Quindi c'era complicità. Sì, esatto, però stavamo bene come cugini, come zia e nipote. Quindi era una persona sempre positiva e trasmetteva... Nei miei confronti mi portava a comprare i vestiti quando avevo 10-12 anni, me li pagava lei, quindi... E quindi oggi si riapre questo nuovo capitolo e lei chiede appunto, questa volta dopo 35 anni, come famiglia meritiamo la verità? No, lei merita la verità, più che noi. È lei che merita la verità come persona, da quale era. E senta, più in generale, la svolta è stata impressa dal DNA. A lei sono arrivate delle comunicazioni ufficiali da parte del RIS, insomma siete stati informati dai carabinieri. Che cosa ne pensa di questo risvolto? Ma allora, il RIS è la prova fondamentale della realtà di qualsiasi fatto. Speriamo che partendo da questo presupposto si arrivi a fare gol, giusto? Grazie Gianni Fregonese, grazie davvero per averci aperto le porte di casa dopo 35 anni. Filippo, non è facile, non penso sia assolutamente facile. E ti restituisco la linea da Quarto d'Altino con Edoardo Paris. Grazie davvero a Cristian Arboite per questo collegamento. Noi adesso ci spostiamo rapidamente da Quarto d'Altino a Pordenone, dove il gancio di una gru si è staccato ed è precipitato nel giardino di una scuola. Abbiamo in collegamento da Pordenone Federico Daros, buongiorno. Sì, buongiorno Filippo e ben ritrovati da Pordenone. Un fatto grave, un fatto che ha scosso il mondo della scuola pordenonese, i bambini, gli insegnanti e tutta la comunità di Pordenone. Ieri intorno alle 14:30 è precipitato proprio un gancio della gru nel cortile della scuola primaria Collodi, adiacente proprio al cantiere del polo Young. Una notizia trapelata
pelata solamente nella tarda serata di ieri, dove si era cercato di mantenere il massimo riservo e di tenerla circoscritta proprio alle mura scolastiche del cantiere. Come potete vedere dalle immagini del nostro Michele Zanette, vi inquadriamo il gancio che presumibilmente potrebbe essere lo stesso poi che è caduto proprio per decine e decine di metri. Una tragedia davvero sfiorata, sventata solamente grazie al destino e a pochi centimetri di distanza da dove è precipitato proprio il gancio, perché in quei momenti nel cortile che state vedendo adesso c'erano dei bambini per il doposcuola, stavano giocando, alcuni erano proprio seduti nelle panche a fare i compiti, quando improvvisamente si è sganciato questo gancio della gru che vedete proprio dalle immagini del nostro Michele in questi istanti, in quello che dovrà essere il futuro Polo Young a Pordenone. Lo diciamo fin da subito e l'abbiamo già detto, fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se da quanto appreso siamo in contatto da questa mattina con i genitori della scuola Collodi, che in realtà ci hanno riferito che alcuni bambini sarebbero stati colpiti da alcuni sassi e da dei rami provocati proprio dalla caduta del pesante gancio, però fortunatamente sono stati sì colpiti ma non si sono fatti male. Una tragedia davvero sfiorata che arriva proprio dal cantiere del futuro Polo Young, un'area finita al centro di diverse polemiche che avevano alimentato, diciamo, l'opinione pubblica anche in tutto il Triveneto. In molti forse lo ricorderanno proprio per l'abbattimento di numerosi tigli per far sorgere proprio quello che sarà il Polo Young. Però continua a piovere proprio sul bagnato in questo cantiere, perché proprio a novembre all'interno dello stesso era precipitato anche un operaio da circa 4 metri. Però la notizia più importante e fortunatamente è che i bambini che si trovavano all'esterno quando si è verificato questo grave fatto stanno bene. Sì, sono stati colpiti da alcuni sassi e da alcuni rami caduti proprio nel mentre precipitava questo gancio, però non si sono fatti male. Questa mattina tra l'altro in procura a Pordenone si sono presentate delle mamme che hanno fatto un esposto proprio alla procura di Pordenone, dove in qualche modo chiedono garanzie, vogliono che sia fatta piena luce sulla vicenda. Per salutarvi vi facciamo sentire le parole proprio del sindaco, del primo cittadino Alessandro Basso, che ha commentato al telefono insieme a noi, dato che non si trovava in città, questo grave fatto che ha scosso il territorio. Chiaramente da sindaco intanto devo ringraziare il Signore che non sia accaduto nulla, che non c'erano i bambini, perché non sia accaduto nulla. È chiaro che da sindaco pretendo di avere dei opportuni chiarimenti. Ovviamente ci sarà tutta la vicenda in altre sedi e quella andrà avanti per la propria direzione. Chiaro è che noi fin da stamattina siamo sul pezzo, vari assessorati presenti in loco con la preside dell'istituto comprensivo, perché noi abbiamo anche l'obiettivo di fare in modo che lunedì i bambini tornino a scuola e i genitori possano avere il massimo della garanzia rispetto all'agibilità e alla sicurezza dell'area. L'area di per sé è già agibile e sicura, ma ho chiesto di avere delle opportune certificazioni anche di rassicurazione, anche sovrabbondanti rispetto a quello che la norma richiede, perché lunedì mattina, ripeto, mandiamo bambini là dentro. Poi saranno le indagini a chiarire l'intera vicenda. Non si è trattato, a quanto pare, di un guasto, bensì di un altro tipo di operazione, però poco importa in questo caso, nel senso che quello che è accaduto non doveva accadere e il comune di Pordenone non deflette sulla richiesta di sicurezza a garanzia dell'incolumità dei bambini, degli insegnanti, degli operatori della scuola e ovviamente di quel cantiere. Torneremo a parlare di quanto accaduto a Pordenone, perché abbiamo ascoltato anche ai genitori di alcuni dei ragazzi che frequentano la scuola. Per il momento però ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra poco.
Nuovamente in diretta con Focus TG, ci eravamo lasciati in collegamento diretto con Pordenone, dove il gancio di una gru è caduto nel giardino di una scuola elementare. Come detto, c'è stata anche una protesta dei genitori che è arrivata fino al tribunale di Pordenone. Andiamo a vedere com'è andata. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. In seguito al grave fatto accaduto nella giornata di ieri alla scuola Collodi, ora siamo davanti al tribunale insieme a Carla Panizzi, nonna di uno dei bambini che fanno parte appunto della scuola, che è appena stata insieme ad altre mamme, ad altri genitori all'interno del tribunale a chiedere diciamo giustizia per quanto accaduto. Dunque che cosa avete richiesto quest'oggi? Sì, buongiorno. Io oltre ad essere la nonna di un bambino, per fortuna non è successo niente nella scuola, sono un avvocato penalista, e quindi la nostra preoccupazione, la preoccupazione dei genitori, dei familiari, è quella che non accada nulla, come per fortuna non è accaduto nulla ieri, ma come ben poteva succedere. Nell'area di cui stiamo parlando ci sono dei piccoli tavoli dove i bambini di solito, siccome è un'area di ombra sotto un grande albero, i bambini si siedono, fanno i compiti piuttosto che giocano insieme, e proprio quelle panchine avrebbero fatto sì che i bambini fossero stati, se fossero stati presenti, sarebbe successa una cosa molto grave. Quello che alle mamme preoccupa è che non accadano cose di questo genere. Hanno visto in altre occasioni il cantiere in funzione, la gru in funzione nei momenti in cui i bambini fanno ricreazione, cioè a metà mattina, oppure nel pomeriggio per quelli che si fermano al doposcuola. Parliamo di una cinquantina di bambini che ogni giorno si fermano al doposcuola. Ricordiamo che il fatto è successo intorno alle 14:30, quindi in pieno orario di doposcuola, quando i bambini con il bel tempo sono anche fuori dalla scuola. Quello che alle mamme preme è che una cosa del genere non accada, e che il cantiere nelle ore in cui i bambini sono fuori sia fermo, gli strumenti operativi siano fermi. Io questa mattina sono andata in tribunale, ho parlato con il pubblico ministero di turno rappresentando questa situazione. Quanto prima credo che i genitori, perché si stanno organizzando tra loro come è comprensibile, presenteranno un esposto in procura affinché venga messa in sicurezza la zona, perché quello che a noi interessa è la sicurezza dei bambini. Quello che ho sentito dire ieri nelle dichiarazioni del sindaco a Caldo e credo dell'assessore Diomede era che la priorità è la sicurezza dei bambini. Ecco, su questo siamo tutti sulla stessa linea, lavoriamo tutti sulla stessa linea. I genitori sono preoccupati perché lunedì mattina i bambini torneranno nella stessa scuola e avranno la stessa situazione di promiscuità con questo cantiere. Noi abbiamo visto il gancio caduto a terra, nell'occasione c'erano fuori una decina di bambini, alcuni hanno preso paura, alcuni sono stati attinti, per fortuna senza conseguenze, o dalle pigne del grosso albero che sono cadute per l'impatto con il gancio, o dai sassi che a terra sono schizzati a seguito dell'impatto. Per fortuna, ripeto, non ci sono stati feriti, e questa è una grandissima cosa. Quello che a noi interessa è la sicurezza dei bimbi, tutto il resto sarà la magistratura a doversene occupare. Abbiamo sentito anche diversi genitori, infatti c'è chi ha detto che direttamente il proprio figlio è stato colpito appunto con dei sassi in seguito alla caduta di questo pezzo di gru, e anche le mamme sono molto preoccupate per l'accaduto. Sì, questo sì, io non posso dire, perché fortunatamente il nostro bambino era a casa, nel senso che per il doposcuola non si fermano sempre e tutti i giorni tutti i bambini. In quel giorno ce n'erano fuori una decina, gli altri erano dentro a fare i compiti. Il nostro, per fortuna, era stato prelevato alla fine dell'orario scolastico, cioè alle 13:15, come tantissimi altri bambini, ed era andato a casa. Ma solitamente lui il venerdì si ferma e quindi poteva essere tra loro. So che le mamme dei bambini presenti sono ancora più scioccate di mia figlia e delle altre mamme, ma potete capire, insomma, la preoccupazione di dire: io lascio il bambino in un luogo che dovrebbe essere il più sicuro del mondo. Non dico il più sicuro della famiglia, ma la scuola dopo la famiglia è la seconda funzione educativa.
Certo, grazie mille, io la ringrazio molto per le sue parole e seguiranno aggiornamenti sicuramente nel servizio di questa sera al telegiornale di Pordenone. Da qui è tutto, a te in studio. Grazie Esmeralda Dalla Lunga per questo contributo. Da Pordenone ora parliamo della tragedia delle Maldive. Sentito a Genova l'entomologo trevigiano Stefano Vanin, che era imbarcato sulla Duke of York. È previsto intanto per domani, anzi per oggi, rientro in patria delle 4 salme riportate a galla dai sub finlandesi, mentre lunedì sarà eseguita l'autopsia sul padovano Gianluca Benedetti. È stato sentito in procura a Genova come testimone nell'ambito delle indagini sulla morte alle Maldive dei 5 subacquei italiani l'entomologo forense Stefano Vanin. Il trevigiano, che lavora per l'Università di Genova, si trovava a bordo della Duke of York, la nave dalla quale sono scesi in immersione la collega Monica Montefalcone, la figlia di quest'ultima Giorgia Sommacal, la ricercatrice dell'Università di Genova Muriel Oddenino e il neolaureato Federico Gualtieri. A guidare la spedizione un subesperto, il padovano Gianluca Benedetti, 44 anni. Su quest'ultimo, il primo a essere recuperato nella grotta di Vavu a circa 60 metri di profondità, lunedì sarà eseguita l'autopsia che si terrà nell'ospedale di Gallarate, scalo medico di riferimento per i rientri transoceanici. A eseguire l'esame Luca Tajana, il medico che nel 2010 si occupò dell'autopsia su Yara Gambirasio. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Con Vanin, altri 2 docenti dell'Università del capoluogo ligure sono stati sentiti dai magistrati che tentano di ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo le salme dei 4 italiani sono pronte a tornare in patria nella giornata di sabato. Il loro recupero, effettuato in 2 diverse spedizioni da un team di subacquei finlandesi altamente specializzati, è stato fatto in modo gratuito. Eseguita l'autopsia si celebreranno a Padova, probabilmente nella chiesa della parrocchia di Cristo Re, dove vive mamma Paola, i funerali di Gianluca Benedetti, che dovrebbero essere fissati per la prossima settimana. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Noi ora ci andiamo con le nostre telecamere a Cartigliano, dove un allevamento di galline in degrado sta causando diversi problemi a un intero quartiere, ma vedo già in collegamento la nostra Vanessa Avanzato che è col sindaco di Cartigliano Germano Racchella. Te la linea, Vanessa. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo a Cartigliano perché in questa zona specifica da qualche mese, anche se in realtà la situazione si ripete da anni, le abitazioni, tutto il circondario è letteralmente invaso da mosche che pare arrivino da un allevamento, ma anche se ancora sono in corso indagini per capire da dove arrivino ste benedette mosche. I residenti ovviamente sono sul piede di guerra, non ce la fanno più a sopportare questa situazione perché dite ogni giorno voi non riuscite neanche a uscire di casa, non riuscite neanche a stare fuori casa. Esatto, noi ci siamo riuniti, abbiamo chiesto aiuto al sindaco che giustamente si è reso subito disponibile, però abbiamo un problema da molti anni, quindi ci siamo attivati anche con un canale pubblico per prendere visione, dar visione comunque in generale di un problema che abbiamo, pur piccolo rispetto a altri problemi, però per noi è un problema perché non riusciamo a uscire, cioè abbiamo una vita interna perché in esterna non riusciamo a stare, quindi è un problema piccolo per carità, però è giusto darne visione, insomma, riuscire a risolverlo per tutti, per la salute anche più che altro, perché è un problema di mosche e comunque è un problema anche di salute. Certo. Non riuscite neanche a stendere la biancheria? No, la biancheria è impossibile stenderla, nel senso che la biancheria bianca si ritira poi che ha le macchioline, ecco. Sì, fare merenda, cenare, pranzare fuori, il vivere fuori, ecco. Lorenzo Rigon sta riprendendo quest'immagine che di certo non è bella, solo che questo è il risultato di pochi minuti, quindi era veramente raccapricciante come situazione, perché vedere tutte queste mosche, ecco c'è anche questo residente che ha portato un piatto dove c'è appunto la carta moschicida, e questo è il risultato di un tempo brevissimo. Questa è la situazione che si presenta ogni giorno a Cartigliano, davvero diventa insostenibile. C'è chi addirittura dice stavo facendo da mangiare l'altro giorno, stavo facendo una grigliata e
E ho dovuto lasciare tutto per andare dentro perché non si può cucinare. Non si può mangiare fuori, non si può mangiare un gelato, non si può fare niente fuori. All'inverno stai dentro casa perché è freddo, all'estate stai dentro casa perché ci sono le mosche, cosa dobbiamo fare? E guai lasciare una finestra aperta. E comunque anche dentro casa, se tu lasci la luce e sei finito, hai la finestra aperta, non si può, ti saltano addosso. Hai la cucina piena e la camera piena, non si possono lasciare le finestre delle camere aperte, altrimenti abbiamo la nuvola dentro, una roba veramente oscena. I residenti si sono rivolti al sindaco che è qui con noi, Germano Racchella, una situazione davvero insostenibile, sindaco, e lei è a conoscenza di questa cosa ormai da diverso tempo. Beh sì, io sono anni che combatto contro questo problema, un problema fastidiosissimo, e posso capire, anzi capisco i cittadini, anche perché ci sono situazioni molte volte che sono venuto di persona a vedere e fa veramente paura. Vedere un muro bianco che diventa nero non è cosa piacevole. Ci siamo adoperati, ma ora anche per me dobbiamo prendere una decisione aiutando, anche di aiuto da chi ci può aiutare a risolvere questo annoso problema, perché è una situazione veramente diventata insostenibile anche per me. I cittadini si rivolgono giustamente al sindaco, il sindaco si rivolge giustamente a chi è di competenza e ora come ora dobbiamo risolvere il problema. Lunedì scorso siamo usciti in sopralluogo con l'azienda sanitaria e il SISP. Abbiamo quasi individuato qual è il problema, hanno preso anche dei campioni di mosche per capire appunto da dove provengono. Lunedì questo faremo un altro sopralluogo per dare, mi auguro, una dritta e un definitivo no alla problematica. Se questo non dovesse essere, non nego che mi devo rivolgere all'organo ancora più superiore che è la prefettura, perché qui stiamo parlando di sanità pubblica. Noi come comune abbiamo fatto anche 2 disinfestazioni di giorni scorsi, però non hanno funzionato, dunque c'è un problema serio e dobbiamo soprattutto capire da dove deriva. Quando abbiamo capito il fulcro abbiamo risolto la problematica. Insomma, Filippo, hai sentito, c'è un'attenzione anche da parte del Comune per cercare di trovare una soluzione a questo problema a dir poco fastidioso, e speriamo che nei prossimi giorni davvero si arrivi a trovare una soluzione. Per il momento da Cartigliano è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, in collegamento in diretta da Cartigliano con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon. Noi andiamo a Possagno per parlare di giornate di sport e inclusione per gli studenti e non solo agli impianti sportivi di Possagno con l'evento 6 Insuperabile. Oggi è il 6° anno, raggruppa qui a Possagno 1500 ragazzi tra studenti e ragazzi che portano disabilità, quindi è un numero sempre in aumento e questo ci rende orgogliosi. 4 giornate sportive e culturali all'insegna dell'inclusione. Si conclude anche quest'anno a Possagno la rassegna benefica 6 Insuperabile, che da settembre ha animato la Marca e le sue scuole con eventi e iniziative. Un movimento nato grazie all'azienda Brombal. Abbiamo fatto ieri la prima giornata con la primaria e oggi abbiamo la secondaria di primo grado. Domani abbiamo la secondaria di secondo grado, invece sabato l'evento culmina per il primo anno con le aziende e facciamo il team building in cui anche gli adulti fanno sport adattivo. L'obiettivo è proprio quello di promuovere l'integrazione e la sensibilizzazione verso un'idea di inclusione e di volontariato sportivo. È una cosa bellissima, davvero un ringraziamento enorme a tutti coloro che la portano avanti, in primis alla Fondazione Brombal, ma a tutti i volontari e a tutte le attività che vengono fatte in questo luogo stupendo. Tutto viene svolto in sicurezza, abbiamo la protezione civile, abbiamo gli alpini, la Polfer che fa lezioni di sicurezza e poi abbiamo i carabinieri, quindi che ci danno anche loro un supporto, e fin dal primo anno poi abbiamo il reggimento dei lagunari che loro portano il loro military fitness. 1500 studenti, più di 16 istituti scolastici coinvolti e 50 enti tra associazioni, istituzioni e cooperative, ma anche testimonial sportivi e un importante special partner. La mia esperienza è meravigliosa e grazie ai ragazzi e ragazze e tutti grazie, ti ringrazio molto. Mi stupisce perché sono qui attenti con gli occhi sgranati che ascoltano, fanno domande e hanno voglia di viverla questa esperienza. Andiamo a Bassano del Grappa per vedere come domenica sarà celebrata la Giornata Mondiale delle Api.
La città di Bassano è una città amica delle api, quindi sosteniamo tutte le iniziative a favore della sensibilizzazione sul tema proprio legato al mondo delle api. Domenica mattina in piazza ci sarà il gazebo dedicato, ci sarà anche la consegna dei diplomi dei corsi fatti da apicoltori. Anche Bassano del Grappa è comune amico delle api e in occasione della prima giornata regionale dell'ambiente e della giornata mondiale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio, torna Api in piazza, l'evento promosso dal gruppo Apicoltori Marostica e dall'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto. Molto sensibile la Regione a istituire questa prima giornata regionale proprio anche a ridosso della giornata mondiale delle api che è stato il 20 di maggio, e il tema è proprio le api protagoniste della biodiversità e diciamo sentinelle dell'ambiente. Vi aspettiamo assolutamente domenica in Piazzotto Montevecchio a Bassano dalle 10 alle 18, faremo delle lezioni anche molto simpatiche e molto leggere sulle api, e quindi approfondirete questo e quindi le conoscerete. Una manifestazione che si ripete dal 2021 e che conferma la crescente sensibilità della città verso la tutela delle api e dell'ambiente. Da anni ovviamente abbiamo rinunciato all'utilizzo di diserbo che in qualche maniera possa intaccare la vita degli insetti impollinatori, e lo facciamo con altre iniziative come per esempio incentivare la piantumazione di alberi ed essenze arboree che incentivano la presenza delle api. Le api nelle nostre zone stanno bene, però api selvatiche ormai nei paesi occidentali non ce ne sono ormai più, perché a causa dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento soffrono molto le api selvatiche. Nel nostro territorio quindi ce ne sono, ma anche nel quotidiano ciascuno di noi può fare qualcosa per aiutarle. A livello familiare cosa potete fare? Potete intanto, se avete un giardino o un orto, piantare piante amiche delle api, e poi siccome le api si salvano grazie agli apicoltori, bisogna anche aiutare gli apicoltori, e quindi acquistate se possibile miele di prossimità dagli apicoltori che conoscete. Era l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.